E anche 24 ore fa a Favara, nella palestra della scuola Guarino, era morto un bambino di 12 anni, Davide Licata. Il piccolo si era sentito male e ha perso i sensi mentre stava giocando a basket. E su entrambi i casi successi nel giro di un giorno abbiamo sentito il parere di un esperto, di un medico cardiologo, il dottor Francesco Magro. Durante l'attività fisica purtroppo il cuore si mette sempre un pochino a prova e quindi è sempre un'attività che può causare questo tipo di incidente purtroppo così doloroso. L'attività fisica in sé per sé favorisce un pochino il lavoro maggiore del cuore e quindi se c'è qualcosa che non va purtroppo può succedere anche l'irreparabile. Però l'Italia è stata una tra le prime nazioni a volere che tutte le attività sia agonistiche che non agonistiche sportive fossero preventivamente screenate da una attività medica, quindi la certificazione sportiva agonistica e non agonistica è stata uno dei fiori all'occhiello dell'Italia e questa certificazione, questa visita medica, anche se magari non iper specialistica, ha consentito di abbassare drasticamente la mortalità improvvisa durante l'attività sportiva. Addirittura la mortalità durante l'attività sportiva è minore di quella che si registra nella popolazione di pari età che non fa sport, quindi l'Italia è veramente una delle nazioni che ha preceduto tutte le altre su questo punto. Purtroppo sono eventi drammatici che non si possono escludere in maniera assoluta. Una piccola percentuale purtroppo avviene e avverrà sempre perché per quanto si possano screenare le persone, la certezza assoluta è che non ci sia un minimo di patologia cardiaca o cerebrale, insomma qualche anomalia delle arterie, purtroppo non si può escludere al 100%. In questi casi quale consiglio immediato uno può dare alle famiglie, ai ragazzi, insomma anche a chi è dovuto portare avanti dirigere un'attività come la scuola, come una struttura diciamo sportiva? Il consiglio è un invito forte a che tutti si sentano responsabili di questa azione. La catena del soccorso che si deve prestare a chi ha questi arresti cardiaci è assolutamente tempo dipendente, quindi bisogna che tutti siano preparati ad affrontare queste evenienze e queste evenienze si risolvono con il massaggio cardiaco e poi con la defibrillazione precoce. Ormai i defibrillatori sono anche posti nei posti più affollati e si trovano facilmente, nelle scuole probabilmente ci dovrebbero essere anche più di uno. Il problema è che bisogna che le persone che assistono non siano inermi e dicano mamma mia che è successo e non facciano niente, ma agiscano, sappiano cosa fare e poi attivino subito la catena dei soccorsi, che è il primo punto importante. Ci vuole che il corso di primo soccorso, il BLS, venga fatto da più persone possibile, in maniera che più persone siano capaci di mantenere in vita quei 3, 4, 5 minuti, il tempo che arrivi una struttura attrezzata, un'ambulanza attrezzata per la defibrillazione. Questo è il vero impegno che uno dovrebbe assumere.